Continuano senza sosta le razzie dei ladri nel Bassanese, colpi messi a segno o saltati all'ultimo grazie al suono di allarme o alla presenza di una telecamera notturna. Malviventi però che non si limitano a rubare solo col favore delle tenebre, ma che sempre più spesso agiscono di giorno con coordinazione e tempismo, approfittando anche di pochi minuti d'assenza dei proprietari di casa per entrare e portare via oro, gioielli e oggetti di valore. Nelle ultime ore 2 tentati furti a Tezze sul Brenta. Queste le immagini della telecamera di sicurezza in un'abitazione di via Marconi. Si vede chiaramente il ladro fare irruzione in giardino per poi desistere, spaventato dalle luci e appunto dalla telecamera in funzione. Oggi, in giornata, la stessa famiglia ha trovato e consegnato alle forze dell'ordine un portagioielli appartenente alla vicina, dove invece il ladro è riuscito ad entrare e saccheggiare i preziosi per poi liberarsi della scatola. Pochi minuti prima, alcuni malviventi hanno provato a mettere a segno un colpo in via Paolo Borsellino a Belvedere. Sono saliti sulla grondaia e dalla terrazza hanno forato la porta finestra, ma fortunatamente anche qui l'allarme li ha fatti scappare. Le segnalazioni e le denunce, tuttavia, non finiscono qui. Sempre nella serata di giovedì sono stati visti movimenti sospetti e tentativi di effrazione in abitazioni private a Rossano Veneto. Un'altra bandierina che va a contrassegnare un intero territorio finito nella morsa della criminalità.